un po' che andremo a vedere cosa cos'è il Palmut. Però ve ne parlerò solo perché non è possibile farmi fare riprese mentre so devo parlare, non so ben attrezzare gli strumenti di ripresa, nonché dirò solo cosa cos'è il Palmut, che è una tecnica che si usa a sentire rock, heavy metal più che altro, praticamente plattando col plettro, andando a suonare l'accordo, che col plettro te le corregge col palmo della mano, tutte le corde, doparando la mano da parte dritta, mentre ti fa questo però con la mano stanca ti gadai assai. Praticamente ti stucchi prima l'accordo che ti ha suonato con la mano stanca e dopo ti rilassi subito. E così ti dà effetto particolare perché deve essere la sincronizzazione tra la mano dritta e la mano stanca, perché se non c'è la sincronizzazione tra le due mani non viene fuori niente e non viene fuori il suono giusto che gli vuole. Dunque, se posso darvi un consiglio, è appunto quello di provare pian pianino, adagio, e poi andare avanti crescendo a tempo del metronomo. Provare adagio per vedere se vi viene, facendo attenzione appunto che domani sia sincronizzare e appunto anche le note, cioè gli accordi vengono a suonare pulito. Tutte le mani da essere suonare, cioè dopo insieme. La mano dritta era da fare solo lavoro del palmo, del palmut, dunque far tasare diciamo, le corde, mentre la mano stanca era a stoccare l'accordo. I tasti da essere stoccati secondo l'accordo, poi le corde da essere suonate a sa subito per creare questo effetto del palmut. Se vuoi, una volta che avete provato, se stai buoni di farlo, potete anche scrivere un commento sotto al video, così potrò leggere se riuscì o no. E se vuoi mettere mi piace a questo video, a questa lezione, a caro, e anche se vuoi iscrivervi mi farebbe piacere. Dunque alla prossima lezione.